Dunque, butterei via un po' di incubi che non mi fanno vivere appieno la realtà. Chissà mai. Boh. Ciao Peppe e Fabio, sono Giuseppe. Mi saluti mia moglie Cristina e ci dice che non si preoccupa che entro il 2011 la casa la completo e ci torniamo. A questo non stiamo più a casa di sua mamma. Io penso che questo sia il sogno di tanta gente che vuole finire la casa, ci mancherebbe, no? Ma come a fare questa casa? Ancora così? Siamo combinati? Questi muratori li vuoi cacciare? Amore, stiamo completando, non ti preoccupare. Mia mamma non ne può più, lo senti? Lo capisco. Mia madre ha detto a questo fannullone perché non te lo porti in un'altra casa, che in questa casa mangia sbafo, viva sbafo. Che mangia sbafo? Ieri mi ho calato soltanto 1 chilo di lasagne, dai, state facendo un film. Devi ora completare la casa, lo senti? Allora stai tranquilla perché domani trasi elettricista. Ma sai che mi dici così? Che ancora c'era la lira? Disgraziato! Cosa fetosa! Me lo ricordo, non esisteva neanche la legge per la presa di terra, figurati. Perciò c'è stato un problema e abbiamo dovuto ricavare il pozzetto per fare il terzo cosa polo. Da pazzo, cosa da pazzo? Quando accattiamo sta casa, anzi il terreno, ma non il terreno, ancora il Presidente della Repubblica era Giovanni Leone. Vergognati! Vergognati! La tua mamma ancora non ha moroto però. Mi mezzo gamba 150 anni e ti accompagno al cimitero, senti? È terribile questo. Ciao Peppe e Fabio, siamo Lele, Elisa e Salvo del Fortè di Nicolosi. Noi butteremo la nostra collega Salomiera di Belpasso, la Bruna. Caron Servi, PS, ci potete fare un favore? La potete raccomandare per la trasmissione Bisturi? Non si può taleare. La poverina. Pugno d'amici, La poverina, dai.